Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, ben trovati ad una nuova puntata in compagnia del nostro carissimo professor Antonino Russo. Quest'oggi riprenderemo un po' una parte della rubrica che avevamo, diciamo, nelle prime puntate affrontate, ed erano alcuni detti sulle parti del corpo. Su tutte le parti, i modi di dire legati alle parti del corpo in dialetto palermitano. Da dove cominciamo? Dalla testa ai piedi. Dalla testa ai piedi, quindi cominciamo coi capelli. Con i capelli. Ecco, cominciamo dai capelli. Capigliera. Che cos'è la capigliera? È un vocabolo che ormai non circola più, al tempo dei miei genitori circolava ancora. Confermo, non l'ho mai sentito. Capigliera è la capigliatura maschile che arriva alle spalle, che ancora... I capelloni praticamente, i nostri capelloni. I capelli, la capigliera esiste, ma non esiste più il vocabolo a Palermo. Ecco, per esempio Garibaldi aveva capigliera. Ah, ok. Che altro? Capeggiuto significa appunto una persona che ha molti capelli. Con molti capelli. Chi ne ha pochi si dice, ma ancora qualche vecchio lo dice, spano. Ecco, un tizio è spano. E non è che da lì riprende il nome Spano? Sì, infatti. Io colgo ma subito. ne parliamo un'altra volta. Spano, ecco, hai visto il soprannome, lui che ha pochi capelli, Spano era Spano. Quindi accontentiamo anche i nostri amici Spano. In siciliano la variante dell'italiano calvo. Non abbiamo una parola per calvo, e diciamo però due cose divertentissime. Diciamo testa munnata, come se fosse un'arancia da sbucciare. testa munnata, oppure tignoso. Ecco, questo tignoso che devo dire lo sentiamo spesso, perché nella nostra tignoso, che è il calvo tignoso, deriva da tigna, che è una malattia cutanea del cuoio capelluto, per causa della quale si perdono capelli a ciuffi, quindi che poi alla fine, insomma, dopo tempo la persona rimane completamente senza capelli. Tignoso. Ecco. C'è un modo di dire simpatico dei palermitani, tuttora in voga. Certamente non lo senti in Via Libertà, ma se vai a Ballarolo lo senti. Si dice di una persona che non ha pensieri, però non ha pensieri, non ha di che lamentarsi, eppure si lamenta. Si dice, ma chi io non capisco, un'ave né debite né figli tignosi, eppure si lamenta. Cioè non ha debite nemmeno figli con la tigna. Certo. Dice quindi che pensieri ha? E se lamenta. Scapeggiato significa coi capelli, insomma, in disordine. In italiano scompigliato potrebbe essere, scapigliato. Sì, scarmigliato. Poi ci sono legati ai capelli modi di dire. Per esempio, arrizzano i capelli a talearlo, oppure a sentirlo, cioè è talmente orripilante che si rizzano i peli. Si rizzano i peli. Me ne pentive quanto capelli hai in testa. Questo lo diceva sempre mia nonna. Me ne pentiva quanto capelli hai in testa. Quindi per pentirsi di una cosa assai, appunto. Io non l'avessi mai fatto. Quanti capelli si ha in testa. Ci tirassi i capelli a uno. Si dice per stizza a una persona, a una persona che si vorrebbe prendere e maltrattare, addirittura sadicamente strappargli i capelli a uno. Proprio con cattiveria. Con cattiveria, sadismo. Ecco, è un altro modo di dire. Teni quanto un filo di capello. Si dice di una cosa che sta per rompersi. Sì. Teni quanto un filo di capello. Oppure di una persona che vorrebbe sbottare e si trattiene a malapena. È come la famosa goccia che fa traboccare il vaso, è lì proprio. Lì per traboccare. Non si può toccare un capello. Si dice di una persona suscettibile, alla quale non puoi muovere alcuna critica. Evitiamola allora. Sì, sono delle persone da evitare. Non si ci può toccare un capello.
A fortuna upiglia picapide, si dice di una persona fortunata. Ah sì, questo non l'avevo sentito. Se a fortuna upiglia picapide, cioè lo tiene sempre per i capelli, nel senso e cioè lo aiuta, che gli viene in sostegno. nel momento in cui sta per avere qualche defiance, la fortuna lo acciuffa per i capelli e non lo fa precipitare. Bene, amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, spero che insomma questa carrellata di detti rispolverati vi sia piaciuta. Ecco, se ne avete dei vostri da volerci segnalare, qui avremo il professore che saprà in qualche modo spiegarci il significato, comunque da dove potrebbe originare. Vi esorto come sempre a segnalarceli al nostro sito che è www.lafinestrasulla-sicilia.com o la pagina di Facebook La Finestra sulla Sicilia, il blog di tutti. Da me e dal professor Antonino Russo vi rinnoviamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima. Ciao, alla prossima, statevi bene.